La prossima tappa sarà il nuraghe Ispitaus, che dovrebbe trovarsi nella direzione inquadrata a meno di 600 metri e siamo quasi arrivati. Ci troviamo nel comune di Nugis, siamo in questi terreni probabilmente privati, un'area ricca di sassi e di roccia, e qui non ha piovuto tanto ultimamente, infatti è molto secco, c'è moltissima pianta della ferula, la tipica pianta sarda. Adesso noi procederemo a esplorare il nuraghe di Ispitaus, che presumo sicuramente non sarà in condizioni molto buone e potrebbe essere come l'altro nuraghe che abbiamo appena visitato prima. La temperatura è buona, non c'è molto caldo, non c'è neanche tanto freddo, sono sui 23-24 gradi, anzi anche 25, quindi temperatura ideale per le escursioni. Adesso devo capire come, ecco qui c'è il passaggio, il nuraghe dovrebbe essere da quella parte lì, siamo quasi arrivati. Ci vediamo in loco per l'esplorazione. Il nuraghe Ispitaus dovrebbe trovarsi dietro questa barriera di verzura e di alberi. Adesso cerchiamo di trovare un punto di accesso, costeggiamo questa barriera verde, vediamo se c'è un passaggio. Qui c'è la rete, vedete? Non so se si vede, c'è la rete, cerchiamo di trovare un passaggio agevole, altrimenti dovremo penetrare nel muro. Vediamo qua. Qui ho paura che, vediamo, controlliamo qua un attimo, vediamo se c'è un passaggio agevole, sembrerebbe di sì. Qui c'è la rete, ma la scavalchiamo perché basta un attimino. Ecco qua, siamo arrivati al nuraghe di Ispitaus, ancora pochissimo e lo troveremo sulla sinistra. Procediamo, sicuramente il nuraghe è qua di fronte, è molto secco, dobbiamo capire bene dov'è il nuraghe e se c'è rimasto qualcosa. Ovviamente lo scopriremo a breve. Qui hanno tutto recintato, eccolo là in fondo, non è qua, è là in fondo, non è questo, ma è più avanti. Bene, eccolo là, non è rimasto molto, già lo vedo da qui, ma intanto anche questo nuraghe lo annoveriamo fra quelli già esplorati. Pian pianino il mio obiettivo è esplorare il maggior numero di siti archeologici storici e ovviamente non soltanto antichi, ma anche più dell'epoca medievale e rinascimentale, anche case abbandonate e luoghi comunque di interesse storico fino al 1800-1900. Sono tantissimi siti da vedere, veramente tanti. Eccolo qua, sì, il nuraghe è quello. Scusate l'inquadratura, mi dovrò comprare la staffa perché queste inquadrature ballerine danno molto fastidio. I miei video sono girati in diretta, quindi non sono trasmessi in diretta, ma sono girati in diretta, e per farli più realistici possibili non mi piace fare le cose troppo preparate perché si perde il gusto e il fascino dell'esplorazione e io voglio che voi viviate le mie stesse emozioni quando io esploro, spero almeno.
Ecco qua, siamo arrivati al nuraghe di Spithaus, che è un cumulo di macerie anche questo, più piccolino dell'altro sicuramente. Questo è veramente piccolo, rimasto veramente poco, però è comunque una testimonianza del passato anche questa. Eccola qua, veramente pochissimo, veramente pochissimo. Opla, stavo scivolando. Eh sì, non c'è rimasto praticamente niente, a meno che non ci sia un altro insediamento da queste parti. Adesso lo verificherò prima di andare via, lo verifico, ma dovrebbe essere questo, sì, dovrebbe essere questo, perché come sono disposte anche le pietre, non credo che ci sia altro da vedere. Adesso darò un'occhiata in giro. È molto deludente questo nuraghe, praticamente non c'è più. Speravo di trovare qualche abbosso di muro, almeno, ma è proprio distrutto. Adesso vedo se là in fondo non c'è un altro, in quelle, vediamo se quella è una costruzione antica o meno, non lo so, lo scopriremo presto. E niente, da Schiefer Adams è tutto. Alle prossime escursioni vi do appuntamento, mi raccomando, seguite il mio canale. Se vi piacciono i miei video cliccate like, vi ringrazio. Se avete dei suggerimenti da darmi, o delle critiche o dei commenti, saranno ben graditi. Un rumore di motocicletta. Vi ringrazio, vi auguro buona serata, a presto.